Buonasera da Telautobut. In occasione del Giro Italia si è deciso di dedicare la salita dal Duron, la strada che da Paulara porta all'Ushul, agli emigranti stranieri in tal mondo. Proprio dall'Ushul, in te forcelle Lius, il 20 mai, è stato inaugurato il monumento agli emigranti per ricordare tutti gli stranieri emigrati in tal mondo. Terra straniera, quanta malinconia. Quando ci salutammo non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via. Allora, innanzitutto voglio prima portare i saluti miei personali e quelli dell'amministrazione comunale di Paularo e di tutta la comunità della Val d'Incaroio. Prima di passare la parola al mio collega sindaco di Ligosullo, Giorgio Morocutti, voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori del Giro e il dottor Cainero per aver dedicato la salita del Passo Duron appunto agli emigranti friulani che con il loro impegno si sono fatti conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Il cippo che tra poco andremo a scoprire è stato realizzato dall'Ente Friuli nel mondo. E qui con noi il suo presidente, l'onorevole Giorgio Santuz, assieme al suo vice Alido Gerussi. Voglio un attimino salutare tutte le autorità che sono qui presenti e con la loro presenza hanno dato la giusta rilevanza a questa manifestazione. Saluto i sindaci di Ravascletto e di Trepocarmico, il vice sindaco di Sutrio, gli assessori e i consiglieri comunali di Paularo e di Ligosullo, il presidente del Fogolar Furlan Ticino, signor Silvano Cella, e gli emigranti che sono giunti dalla Svizzera oggi qua con noi per inaugurare questo ciclo. Voglio ringraziare il bravissimo coro Cive dell'Anna di Paularo, che dopo ci proporrà anche alcuni canti. Adesso passo la parola al sindaco di Ligosullo, Giorgio Morocutti, per il suo discorso ufficiale. Grazie Maurizio, benvenuti a tutti, grazie per essere presenti a questo importante evento che coinvolge le due comunità di Ligosullo e Paularo. Voglio salutare tutte le autorità presenti. Il presidente di Friuli nel Mondo, onorevole Santuz, il presidente Fogolar Furlan Cella Silvano, gli emigranti, gli amici emigranti svizzeri di Berna e naturalmente i miei colleghi sindaci che sono qui presenti. Ho visto Flavio, la Maurizia, ho visto anche Manlio, il vice sindaco di Sutrio e naturalmente e soprattutto le associazioni che in questo periodo hanno dato anima e corpo. Si tratta dell'associazione Cacciatori, l'associazione Alpini, i donatori di sangue, i pescatori, ma anche i Tauseans, che ci hanno dato una grande mano per arrivare pronti, preparati e in forma a questo evento e all'evento clou del Giro d'Italia. A nome mio personale e a nome di tutti questi ragazzi voglio dire grazie con cuore aperto a Enzo Cainero. Siamo qui ad inaugurare questo cippo dedicato a tutti gli emigranti. Doveva essere situato tra Paularo e Ligosullo, sul Passo Duron, ma non c'era il posto. E quindi è stato messo qui. E questo a me, sindaco di Ligosullo, fa particolarmente piacere, perché proprio qui probabilmente era situato il primo insediamento di Ligosullo. Lius, parola celtica, indica che qui c'era acqua e qui c'erano prati e case. Poi, per qualche motivo, l'acqua si è seccata e da allora gli abitanti si sono spostati un po' più giù, nel piccolo Lius, cioè il Liusullo. Questo cippo è direttamente collegato in linea d'aria con un altro monumento che Ligosullo ha dedicato ai suoi emigranti. Si tratta della Meine dall'Emigrant, sita a cavallo tra il capoluogo e la sua frazione. Mi sembra di vederla osservarci dal basso verso l'alto e la sento dire a questo cippo:
Io veglio il popolo e tu vegli la terra in cui negli anni di miseria le nostre nonne lottavano per portare a casa un pezzo di formaggio e di pane per allevare i propri figli, aspettando lo sposo dal rientro da territori lontani. E si va a Tolmezzo, a Udine, e si lascia la propria terra spoglia dei propri padroni. Ora dobbiamo crearci un futuro, il futuro per noi giovani montanari che non vogliono mollare la propria terra, un grande lancio verso il futuro e non rimpiangere il passato. Dobbiamo tirar fuori da noi la forza e la capacità che avevano i nostri emigranti ed utilizzarla per restare a casa nostra e restarci bene. Una spinta è venuta dalle passate amministrazioni e incentivato le giovani famiglie per farle rimanere in paese. Come? Acquistando la vecchia latteria e convertendola in appartamenti. 2 famiglie rimaste in loco. Per me questo tipo di operazioni realizzate sono state una grande vittoria. Si può fare di più, anzi si deve fare di più. Serve tecnologia telematica con collegamenti veloci, possibilità di lavorare stando a casa, fuori dal mondo, ma comunque dentro il mondo. Bisogna che coloro che governano ci credano, ma ci credano veramente, come abbiamo creduto noi ora, con questo Giro d'Italia, lavorando freneticamente per 2 mesi, coinvolgendo giovani, anziani, associazioni. Grazie al sindaco Giorgio Morocucchi per le parole. Ora passo la parola al presidente dell'Ente Friuli del Mondo, onorevole Giorgio Santuzzi. Prego. Allora, mi avevi detto, no, sa, lei è giovane il sindaco di Rigossulo, no? Era, insomma, l'impegno per lui, usgnotta, e si ca a fevelà. E io gli dico che l'esordio a lei da prima classe. Complimenti, facciamo un saluto. E invece, che di Paolaro lo conosce da tanti anni, si conosce bene. E quindi è già collaudata, e quindi è un bravone. Sentite una cosa, io questa sera sono onorato di essere qui assieme al mio vicepresidente, che come tutti i friulani non hanno mai voglia di mettersi in prima fila, ma stanno dietro. Sta dietro perché parla poco e lavora tanto. E quindi è Lido Gerussi, e io stasera lo voglio presentare qui a questa comunità perché è il mio braccio destro, è quello che lavora realmente. Con questo cippo qua voglio no, dicevo, non è dopo gli alpini, non sono sullo Zoncolano gli alpini. Gli alpini sono da Ravsetta, beh, mi corregge lui. No? Alla dita una volta un papa, mi corrigerete, no, se sbaglio. E così il fascio. E dopo ha voluto che qua ci fosse questa stele dedicata agli emigranti. Io mi rivolgo specialmente ai giovani che vedo qui. Ricordate che noi siamo un popolo, che noi abbiamo una lingua, che noi abbiamo una cultura e che siamo stati i globalizzatori in secoli in cui la globalizzazione, come la intendiamo oggi, non esiste. Che dica anche un grazie a Laurino, che è qualche cappello d'alpino, che è quello che ha portato la pietra piasentina. E quando gli ho detto sì, dico, ma lei nel mondo ha dato un contributo, certo, dice, mi è servito soltanto per fare il viaggio su e giù, perché il resto lo abbiamo messo noi di tasca nostra. Quindi facciamo un applauso di ringraziamento a quelli della pietra piasentina di Torreano che ci hanno fatto le cose. Adesso io pregherei Cigolò di farvi vedere questa cosa. Questo è un dono dei nostri friulani del Canada e la Federazione di Focolari del Canada hanno voluto mandarci questo segno dicendo: Federazione di Focolari del Canada al vincitore del Passo Duron, a non tutti i furlans residents in Canada. Il presidente è Ivano Carniello, che è un nostro presidente di Ottawa, che si è ricordato e ha voluto fare questa colletta
perché Enzo si dia il premio a chi passerà sopra, a chi passerà per primo davanti a questo passo. I canadesi Furlan sono bisassi e celebreranno il vincitore del Duron con questo pensiero, che penso farà piacere anche a chi sarà per primo qua. Grazie e si torna a tanti molti. Grazie di 21 di agosto del 52 e si passava con i Muica, io facevo parte dell'artiglieria del gruppo Zemona, no? Alla plot di Cercivin finché si torna su a Paluccia, plot degno, non si arriva neanche a dare di mangiare i Mui, allora è portato il chiappello originale, o sui giovanissimi perché del 52 si passava, 58 anni fa. Ecco, io sono il presidente del consorzio Pietra Pesentina, abbiamo voluto fare un omaggio a Friuli nel mondo, però c'è un motivo praticamente, un motivo molto importante. Nella nostra zona del Cividalese erano quasi tutti emigranti, io ho un libro, una storia enorme, no? Ecco, a 16, 14, 15 anni prendevano la valigia e via per il mondo. Un saluto a tutti. A dit quanti perché io sono di Paular e Paular per me è il mio paese, anche se lei 53 anni che sei via, a chi è la smesa di. Ringrazio veramente Enzo, perché ho conosciuto Enzo anni fa. Mi aveva fatto una promessa e ho detto è impossibile che la mantenga. Io scio con un gruppo di amici cechi, sono una guida, e mi ha detto tu devi aprire l'università a Tarvisio. Pochi anni fa, è successo, pochi anni fa, mi dice, gli ho detto perché il giro, la tappa non passa per Paolaro, o no? Mi hai detto è impossibile. Non so se si è ricordato di quelle parole, ma mi ha fatto un piacere enorme darci questa possibilità. Ci vedono da tutto il mondo. In Svizzera aspettano la tappa di domenica che passa di qua e sono felice che possano ammirare questo Forza Friuli, viva il Friuli. E io parlo col cuore a nome perché li rappresento a nome dei friulani che vivono in Svizzera. È solo merito suo se il giro è passato qui. Chiuderà lui i discorsi e poi chiedo al coro, prima di scoprire il cippo, di farci sentire un due canti. No, aspetta un momentino. Io ho fatto un errore di sbaglio grande, ho lasciato a chiesa il chiappello, ma per fare un dall'11° lo corro uno dall'ottavo e un dal teatro. Dammi il chiappello dall'11° per favore. No, si intende sulle scosse. E di uomini di frontiera, è chiaro che sono gli uomini di frontiera. Senti, io Pontebe perché Pontebe, mi ha domandato un giornalista che mi ha fatto un'intervista se senti un po' di emozionarmi. Io gli ho detto che non mi sto mai emozionando tanto come anche in situazioni sca. Perché chi non vive di emozioni e di sentimenti prima e dopo all'inaridis. Per me è una grande emozione Jessica. E lo dico sinceramente, lo dico col cuore. Silvano Cella, è vero, c'è che la dite, ho infatti l'università degli sciatori ciechi del Canton Ticino, ho fatto un figurone. Dopo lui continuava a domandarmi, quartimi il giro a Paolaro. E io ho cercato di farlo perché chi si svalsca e hanno di rilanciarsi. Io gli ho detto al sindaco, a Giorgio, che non mi smentei perché io faccio finta di noviodi, ma l'estate è di Milano per presentare il Gosullo. E io ti ho nominato e ti ho detto che tu sei venuto al BID di Milano a vedere la Calelli Gosullo, perché 3/4 dei furlani non sanno la Calelli Gosullo. Tu scodi fuori. E io ti ho detto prima che tu hai tirato fuori attributi, veramente ti ho detto un'altra roba.
perché che la verità c'è che la dite Giorgio, bisogna credere in chi muove montagne, bisogna evitare spopolamento, bisogna cercare di dare vita a questi stiarischi. E allora un sentimento, io ha contribuito un po' anche mio frate, perché lui ha la chiesa Cassotti, che altre bande, ha fatto passare qua, e io sono passato qua tanti svolti in queste settimane qua. E ho veduto una fietta, una presenza, un modo di lavorare, un tornarsi ai pras come una volta, che va solo di premi, alle grandi il sentimento che smetto. E io vi auguro che domenica si divertim, la televisione us premieti tutti. E perché se non arrivasse a questo monumento qua? Non voglio ripetermi, ma l'ho dedicato effettivamente a Silvano e a tutti gli emigranti. E ho fatto una dedica, quando vi fare la scelta, gli emigranti dite voi che le dicono a Paolaro, dopo è venuto fuori questi duplici monumenti di cui io sono particolarmente contento, perché chi svalico qui, Forcella Iuso, Passo d'Oron, al sé di un valico di collegamento, non di divisione, che al sé di un punto di incontro, di muoversi. E lo hai fatto perché i furlanci che ho conosciuto a Torpa al mondo si sono fatti onore e anche io sempre drenti di loro la voglia di tornare e il desiderio di tornare. Chi ha un altro mio a me, Gigi De Agostini, lui era stato in tutti i campus del mondo a giocare di ballone e insieme noi siamo stati a Ushuaia e abbiamo veduto i furlanci che vivono a Ushuaia alla fine del mondo. E così a Buenos Aires, in Canada, in Sudafrica, ho sei due compagni, e il Friuli è una roba che si sente dentro, che non sia mai di dismentare. Io us ringrazio tutti, ma però us faccio una preghiera, sottolineo che tu hai detto Giorgio, che non sia di un momento che al finisce un sgnotto, come quando si inaugurano le mostre e tutti vengono in inaugurazione, e dopo si smente, chissà di essere un momento di rilancio, di crodi, di mettersi insieme e dichiarare gli robi veri e reali di vita. Voi forse fate un po' di propaganda e scandalo, qualche roba che è effimere e che mette in evidenza che la nostra civiltà è fatta di certi principi e di certi valori, che noi è che. Il valore vostro è un altro, era di continuare a essere quello. Che la civiltà che viene portata in davanti e io ringrazio tutti o spero di lanciare in davanti anche se credemi che organizzare un'etapa bisogna provare e bisogna provare due volte che al telefono sapesco alcune sempre ma sono tutti problemi che bisogna portare in davanti perché domenica di sera potete indire che è stata una grande giornata. A Maurizio io ho ceruto Maurizio che non succedesse nulla, lui è stato l'unico che io ho informato prima che una certa situazione si creasse. Mi dispiace, ma però ho venuto a reagire con forza, con coraggio e con dolce convendrenti. Giorgio, a te grazie, grazie agli altri sindaci che di Ravasclet, io ho l'onore di essere cittadino onorario di Ravasclet, io al penso sono stato sabile a fare una grande cerimonia, il sindaco di Trep, che mi sembra che sia di qualche banda, il vice sindaco di Sudri, i tuoi assessori, Maurizio, voi sono vestiti di maschere, Tiale Daniele, ha lavorato per 15 giorni, vi vedo sempre in tutte, Tiale non c'è sta scaloggia. E ringrazio tutti, è un piacere, facemi con che anime convendrenti no, c'è che servisse esprimi, al PINS, abbiamo dimostrato anche un'altra volta così una roba compatta, ai fornari del mondo, un saluto affettuoso, cordiale, al Presidente Giorgio, al Vicepresidente Russi, facete in modo che queste fiamme che stanno vicini e continui a iardi e c'è che vedrete dopo il sapore vero di chi l'ha patito, di chi l'ha dovuto subire, ma chi l'ha onorato il Friuli a tutto il mondo. Grazie a tutti.
immaginare che al centro è un mosaico della scuola mosaicisti di Spilimbergo, di cui è presidente il mio vice, che ne ha fatto dono, quindi chiederei un applauso perché è bellissimo. E le parole sono quelle di Arturo Zardini, dall'Emigrant, un dolor dal cur mi ven, lui che devi abbandonare, patria e mame ogni ben, palmot mi tocche là, Arturo Zardini. Questo rimarrà qui sempre a ricordo dei nostri piacer hai sentut Pandi esprimi vibrar che sono i versi prodotti tipici furlans, no? Che il Signore al benedisse, che il Signore al benedisse, la laboriosità, l'ingegno, l'attaccamento proprio all'enga, patria, i spiriti di sacrifici, no? E ci vuole dire benedì, vedo una banda affidare al Signore tutti i migranti che sono morti, prea perché che vuoi continui a tenere alto il nome del Friuli al mondo, ma inizia a creare, facendo memoria di tanti sacrifici che hanno patito furlans del mondo, condizioni perché chi che vengono da altre stiere qui apodino vengono essere accolti. Il problema, un minuto solo, il problema è questo, di una banda espressa in c'è chi sing, non valorizza la nostra lingua, i nostri valori, e no, se vince qui chi sing, sconosce rasci e vi imporre di che altri. Quindi fa il contrario, sapere che vince tanto, e allora quando si sa cui che si è, si può accogliere senza paura di che altri. Ripetiamo assieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Padre che sei nei cieli, fa che i migranti godano sempre in ogni luogo dei diritti fondamentali di ogni persona umana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Fa che non manchi ai migranti tutto quello che serve alle giuste esigenze familiari come la casa e il lavoro, e a loro volta fa che i migranti compiano il proprio dovere nei confronti della società che li accoglie, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Diffondi il tuo Santo Spirito perché la mobilità umana, che è segno dei tempi, faccia emergere il volto della Chiesa una e santa, radunata da tutte le lingue e da tutti i popoli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Guida e sostieni i migranti nel cammino della fede perché siano testimoni del Vangelo in ogni situazione, ambiente di vita, preghiamo. Padre Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, che hai progetti di pace e non di afflizione, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo, pieni di fiducia e di speranza. Assisti e proteggi i nostri fratelli e sorelle migranti. La forza del tuo Spirito li precede e li accompagni, perché non si sentano stranieri nella nuova patria e siano accolti fraternamente nella comunità ecclesiale. Dona loro energia, saggezza e salute, perché possano contribuire a un vero progresso nella libertà e nella giustizia. Accogli il nostro umile ringraziamento per quanto hai elargito fino ad oggi alle nostre famiglie e per i benefici che la tua provvidenza disporrà nel nome di Cristo, tuo Figlio. Egli è la vera via dei popoli in cammino. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore tenga su di noi la sua santa mano e ci guidi sempre con la sua protezione. Amen. E su voi tutti che siete qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che sempre aspetta l'amore del paese e della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Questa tristezza, questa nostalgia sono il ricordo dell'Italia mia. Ma sogno notte di la mia casetta, la mia vecchietta che sempre aspetta l'amore del paese e della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Questa tristezza, questa nostalgia sono il ricordo